No, la Lega non andrà da sola, no? Non c'è assolutamente in programma di correre da Perfetto. soli. Forza Italia In invece questo momento non c'è questa novità. Ecco, Io penso che perché si corra da soli bisogna veramente che venga giù il mondo, cioè che qualcuno venga a dirsi noi dell'autonomia non vogliamo più saperne. A questo punto, per un atto di coerenza, le strade si separano, ma penso che insomma non ci siano oggi, diciamo, motivazioni per pensare a questo. Però sa, là Fratelli d'Italia ci dice, ma allora se noi dobbiamo firmare questo documento ne facciamo una controproposta, che è quello del evitare i governicchi accordicchi, cioè che la Lega magari si allei di nuovo col Movimento 5, cioè il giallo-verde del passato. Questo vi dice, oltre al presidenzialismo, Fratelli d'Italia per esempio, come controproposta. Ma guardi, allora io sto parlando del Veneto, punto. Non mi Lo occupo immaginavo. degli accordi naturali. No, ma è così, non ho mai partecipato a una riunione in vita mia tra i capi di partito, cioè io vengo dalla campagna, sono in Veneto. Se dopo a livello nazionale, il tavolo nazionale, Fratelli d'Italia porta in dote le sue idee, Forza Italia porta le sue, trovo logico che si troveranno attorno al tavolo e diranno, boh, l'autonomia, il presidenzialismo, il salto della quaglia, e i vitalizi, tutte queste robe. Faranno una lista, ma bisogna partire da un presupposto. Noi abbiamo posto una questione sull'autonomia. Va bene o non va bene? Dopodiché tutto il resto penso che non sia un problema costruirlo. Cioè, se chiede a me del presidenzialismo, che significa votarsi direttamente, che so, il Presidente della Repubblica, piuttosto io ci aggiungerei anche il Presidente del Consiglio, non lo trovo assolutamente una roba fuori luogo. Del resto io sono sempre stato votato direttamente, non ho mai avuto posti bloccati, no? Allora, ultimo flash che le chiedo, Presidente, ringraziandolo insomma per questa chiacchierata.